Con un sentito omaggio a Goffredo Foffi, il grande intellettuale e storico cinematografico scomparso pochi giorni fa, il direttore Alberto Barbera e il presidente Pietrangelo Buttafuoco hanno voluto aprire nella sede dell'ASA a Castello la presentazione dell'82esima Mostra internazionale d'arte cinematografica della Biennale di Venezia, che si terrà al Lido dal 27 agosto al 6 settembre prossimi. Grandi stari internazionali, 5 film italiani molto attesi nel concorso principale, 21 film che si contenderanno il Leone d'Oro sui 91 proiettati in anteprima mondiale al Lido, 63 i paesi partecipanti. Una mostra ricchissima di titoli da tutto il mondo, grande varietà come al solito di autori affermati, grandi maestri, cineasti emergenti, nuovi talenti, tematiche rilevanti per la contemporaneità perché stiamo assistendo a un ritorno del cinema del reale che affronta i grandi temi con cui dobbiamo fare i conti quotidianamente, quindi c'è la guerra, c'è la paura dell'atomica, ci sono i mostri, i dittatori, c'è un po' di tutto insomma. Tra i grandi registi italiani ci sono Paolo Sorrentino nel film d'apertura, il ritorno in concorso di Gianfranco Rosi, Franco Maresco, Leonardo Di Costanzo, Pietro Marcello con il film su Eleonora Duse girato in parte anche a Venezia. Tra le grandi stelle in arrivo in Laguna sarà una storica prima volta alla mostra per Julia Roberts e il ritorno di un quasi veneziano d'adozione come George Clooney. 6 le registe donne presenti nel concorso principale. Il cinema italiano, sapete, sta attraversando un periodo come dire, di trasformazione, si è passati da una produzione di 100 film all'anno a quasi 300, è scontato che la metà di questi film non trovino un'uscita né nel circuito tradizionale delle sale, ma neppure sulle piattaforme. È una cosa su cui vale la pena di riflettere. Si parte il 26 agosto con la preapertura e un omaggio dedicato alla fragilità di Venezia, sullo sfondo le critiche incombenti per un Lido ancora troppo caro. Io mi aspetto una mostra che possa ancora una volta confermare il lavoro della Biennale di Venezia, cioè quello di essere garante di una conquistata e guadagnata capacità di essere arte.